Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. A Palermo polveriera Zen, si spara ancora e di nuovo contro la chiesa di Padre Giovanni. Il secondo episodio nel giro di qualche giorno, il parroco: quegli spari potevano uccidere. La strage dei giovani di Monreale era quasi annunciata. Dagli ultimi elementi che emergono dalle indagini pare che tra i due gruppi di giovani ci fossero già antiche rivalità. Rischiano l'ergastolo i 3 giovani dello Zen accusati di strage. Etna chiusa la strada che porta a Milo. La spettacolare eruzione partita dal fianco del vulcano e che ha raggiunto quota molto bassa, 1420 metri, sembra vicinissima ai paesi, ma non desta preoccupazioni. Per impedire ai tantissimi escursionisti di raggiungerla, la protezione civile ha aumentato controlli, limiti e divieti. Aumenta il costo del pedaggio nelle autostrade siciliane, ma le condizioni dell'A18 Messina-Catania e dell'A20 Messina-Palermo sono lontane dagli standard minimi di sicurezza. Insorge il Codacons mentre gli automobilisti sono sul piede di guerra. Arrivano i saldi, da domani parte la stagione degli sconti anche in Sicilia. I commercianti invitano a ritornare ad acquistare nei negozi fisici. Tradizione e magia nel Natale al Parco Archeologico di Segesta. Il presepe medievale illumina il Tempio dorico tra musica, rappresentazioni dal vivo e iniziative per i bambini. Calcio, il Catania riparte con Bruzzaniti in più, l'attaccante è pronto per essere inserito nella lista dei convocati di Mimmo Toscano in vista della trasferta di domenica a Foggia. L'ex di Pineto dovrebbe iniziare in panchina. Bentrovati, ancora colpi d'arma da fuoco contro la chiesa dello Zen, il secondo episodio nel giro di qualche giorno. Il parroco dice potevano uccidere, ma sentiamo tutti i dettagli da Marco Gullà. Nuova intimidazione ai danni della parrocchia dello Zen di Palermo. Il sacerdote, padre Giovanni Gennalia, questa mattina ha scoperto dei grossi buchi alle pareti nell'androne del teatro della chiesa, dove spesso vengono ospitati incontri e riunioni. I poliziotti della scientifica e del commissariato San Lorenzo hanno eseguito i rilievi per capire da quale tipo di arma da fuoco siano stati sparati i colpi. A fine dicembre un grosso petardo era stato fatto esplodere contro l'ingresso secondario dell'edificio di culto in via Fausto Coppi, preso di mira anche con un fucile a pallettoni. Questa volta i proiettili sono arrivati dentro l'edificio, conficcandosi nel muro e danneggiando il quadro elettrico. Nel portone, che era stato già oggetto dell'esplosione dei colpi dell'altra volta, hanno sparato di nuovo, stavolta con un'arma più potente, hanno forato il portone e colpito anche il muro, fatto saltare il quadro elettrico. Un'escalation di violenza allo Zen, probabilmente i colpi sono stati esplosi la notte di Capodanno. L'arma più potente sicuramente, sì. E il colpo è entrato anche dentro stavolta? Sì, è entrato dentro e ha fatto danno pure dentro. Sicuramente però diciamo, non è che siamo proprio, come dire, del tutto riconducibili un po' a quello che sta succedendo. Di fronte a questo nuovo indegno attacco che colpisce e danneggia addirittura l'aula nella quale si celebra la liturgia, alziamo la voce con forza nei confronti di chi crede di intimidire e di far indietreggiare l'annuncio coraggioso del Vangelo e l'impegno di riscatto sociale e culturale del quartiere, ha affermato l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, che poi ha aggiunto: chi usa violenza non è un uomo, è un bruto, è un mostro. E si arricchisce di nuovi dettagli la tragica ricostruzione della strage di Monreale dello scorso mese di aprile. La procura ha chiuso le indagini e si prepara al processo nei confronti di 4 giovani, 3 in carcere accusati della strage e un quarto a piede libero accusato solo di rissa. Sentiamo tutti i dettagli da Manlio Viola. Rischiano l'ergastolo i 3 giovani dello Zen accusati di essere stati gli autori della strage di Monreale del 27 aprile dello scorso anno, costata la vita a Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli. In quella sparatoria rimasero feriti anche Nicolò Cangemi e Gabriele Badagliacca. La procura di Palermo ha notificato infatti gli avvisi di conclusione delle indagini e si prepara a chiedere il rinvio a giudizio dei 3 imputati, tutti attualmente in carcere, ovvero Salvatore Calvaruso, Samuel Acquisto e Mattia Sconti, 3 giovanissimi di età compresa fra 18 e 20 anni, tutti del quartiere
quartiere Zen di Palermo. Nel fascicolo delle ricostruzioni sono confluite una serie di intercettazioni e di messaggi ottenuti dai cellulari di vittime e assassini. I genitori di Samuel Acquisto, uno dei presunti assassini, temevano di essere intercettati durante i colloqui in carcere, un particolare che emerge dall'informativa dei carabinieri, tanto che la madre di Acquisto, parlando col marito e padre del ragazzo, lo informa che non porterà più l'altra figlia ai colloqui perché la ragazza fa troppe domande e qualcuno potrebbe anche sentire le risposte. La donna incita parallelamente il figlio a nascondere la verità il più possibile. Dalla ricostruzione emergono altri dettagli, dai quali gli inquirenti hanno ricostruito anche un'antica rivalità fra due gruppi di giovani già incontratisi altre volte. Due delle vittime, parlando fra loro prima della strage, i due cugini poi rimasti uccisi, Salvatore Turdo e Andrea Miceli, dicono chiaramente di sapere che i ragazzi dello Zen girano armati. Turdo racconta a Miceli di una lite avuta tempo prima col ragazzo dello Zen e delle minacce successive e invita il cugino a evitare ulteriori scontri perché questi camminano con la pistola e a sparare ci stanno 2 secondi, dice. Un monito poi trasformatosi in triste realtà. Adesso i 3 giovanissimi dello Zen sono accusati di strage e di rissa aggravata. A sparare, secondo la procura, furono Salvatore Calvaruso e Mattias Conti, mentre Samuel Acquisto li incitava a colpire l'altezza d'uomo e sarebbe stato lui a organizzare la fuga dopo la sparatoria. Andiamo a Vittoria, una bomba Molotov è stata lanciata nella notte sul tetto di un edificio confiscato alla mafia e da poco acquisito dal comune, causando gravi danni. L'immobile era appartenuto a Raffaele Giudice, esponente della criminalità organizzata. I vigili del fuoco hanno evitato il peggio mentre indagano i carabinieri. Il sindaco ha inoltre denunciato un episodio intimidatorio avvenuto il 31 dicembre. I 2 fatti sono distinti, ma si valutano eventuali collegamenti. Andiamo sull'Etna adesso, dove il nuovo fronte lavico che si è aperto a bassa quota, a 1400 metri circa, fa preoccupare gli esperti, ma solo perché sono tantissimi gli escursionisti che provano ad avvicinarsi. Non c'è nessun pericolo imminente per i centri abitati, dice il direttore della Protezione Civile Salvo Cocina. La colata è confinata all'interno della Valle del Bove, ma per precauzione è stata chiusa la strada per Milo. Tutti i dettagli da Orazio Longo. Allerta gialla di Protezione Civile sull'Etna, il campo lavico nella Valle del Bove è ancora alimentato e il fronte più avanzato ha raggiunto quota 1420 metri a est di Roccamusarra. L'estensione massima del campo lavico è di circa 2 km e 800 metri, con la lava che si trova a 5 km di distanza da Fornazzo. L'Istituto di Vulcanologia fa sapere che se il tasso effusivo nella bocca aperta sia a quota 2100 metri si mantiene costante, la colata rimarrà confinata all'interno della Valle del Bove, ma non c'è attualmente un pericolo imminente per i centri abitati. Sono colate scarsamente alimentate che quindi non ci devono preoccupare. Su questo punto l'INGV è stato oggi abbastanza preciso. L'evento precedente è stato analogo a questo nel 2022-2023 e si è fermato, ripeto, un po' vicino nell'area in cui siamo adesso. Per Cocina ci sono invece criticità potenziali legate all'afflusso di visitatori ed escursionisti non adeguatamente equipaggiati. Al momento è tutto sotto controllo, è una colata cosiddetta turistica, però può essere alto il rischio di piccoli incidenti, le temperature sono abbastanza basse e quindi un sistema di protezione civile già è in area allarme. Contestualmente prosegue una debole attività esplosiva al cratere Voragine. Il comune di Milo ha adottato un'ordinanza di regolamentazione e interdizione dell'accesso della strada di Pietracannone, diramazione della Mare Neve. Consentito solo con guide abilitate in gruppi massimi di 10 persone, con attrezzatura tecnica e sistemi di comunicazione radio. Divieto a partire dall'imbrunire. Operativo l'aeroporto di Fontanarossa, nonostante il colore arancione dell'allerta Vona per i voli. Ritorniamo a Palermo, dove si contano ancora i danni e i feriti dopo la notte di Capodanno, ma non a causa dei botti. A Isola delle Femmine un 22enne è stato picchiato da un gruppo di giovani all'interno di un locale dopo una spinta. Ha riportato la frattura della mandibola ed è ricoverato a Villa Sofia. A Mondello invece un'altra ragazza, sempre della stessa età, ventenne, è caduta da un balcone durante una festa in villa, precipitando da un'altezza di circa 3 metri mentre tentava di rientrare in casa da una finestra. La ragazza, operata per un'emorragia cerebrale, adesso è in coma farmacologico al Trauma Center. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri per ricostruire quanto accaduto durante le prime ore del nuovo anno.
Anno nuovo, stangata nuova, cara autostrada, aumentano il pedaggio ma le condizioni dell'A18 Messina-Catania e anche della 20 Messina-Palermo sono lontane dagli standard minimi di sicurezza. Insorge il Codacons e gli automobilisti sono sul piede di guerra. Tonino De Mana. Aumenta il pedaggio ed aumenta il pericolo sulla 18 Messina-Catania e sulla 20 Messina-Palermo, gestite dal consorzio Autostrade Siciliane e sempre più disastrate. Nonostante gli interventi, i cantieri continui e i disagi per gli automobilisti, i principali assi viari dell'isola rappresentano una costante minaccia per chi, per vacanza o per necessità, è costretto a percorrerle. Di sicuro chi si trova alla guida non si annoia, tanti sono gli ostacoli che dovrà evitare, soprattutto per non finire in buca. In queste immagini le ignobili condizioni dell'A18 nel tratto Giarre-Acireale direzione di Marcia Catania, con voragini ed avvallamenti sulla sede stradale a volte impossibili anche a scansarli o comunque invisibili di sera o nelle giornate di pioggia. Il manto stradale che non è drenante, recentemente fatto, è costato 20 milioni, presenta sempre buche e una pericolosità quando piove perché diventa tutto un acquidrinio, non è drenante e quindi giace l'acqua sull'asfalto creando notevoli problemi a chi la percorre. C'era proprio una pianta. Pericoloso, veramente. Altro che babandata, sempre formaggio elementare, formaggio svizzero. Orrenda, pessima veramente. E c'è chi suggerisce al governo un altro bonus. Bonus gommista, ammortizzatori, braccetti, quindi aspetteremo. Insorge il Codacons che non contesta l'adeguamento tariffario pari all'1,5%, ma le condizioni infrastrutturali della 18 e della 20. Secondo l'associazione di categoria, restringimenti di carreggiata, limiti di velocità ricorrenti e tratti privi di corsia di emergenza risultano incompatibili con gli standard di una rete autostradale a pagamento. In questo quadro, ribadisce il Codacons, parlare di aumenti appare paradossale e quindi fuori luogo. E questo non è l'unico rincaro che ci aspetta per il 2026, perché sarà più costoso anche viaggiare, soggiornare e fumare. È rinviata al 2027 la Sugar and Plastic Tax. Tonino De Mana. Anno nuovo, nuova stangata. Inizia nel peggiore dei modi il 2026 con una raffica di rincari introdotti nella nuova legge di bilancio. Si aggiornano al rialzo i listini dei carburanti. È scattato anche il riallineamento delle accise sul gasolio. Questo comporta un aumento del prezzo del diesel di circa 4 centesimi al litro più IVA. Questo diciamo per gli automobilisti, soprattutto perché macchine a gasolio, comporterà un aumento di circa 60 euro all'anno del costo del carburante. Sarà più costoso viaggiare, soggiornare, fumare, persino spedire pacchi con un contributo di 2 euro sulle spedizioni sotto i 150 euro in arrivo da paesi extra UE. Umore nero per tutti. E il caro benzina ci ammazza un po'. Nuovo anno, nuovo rincaro, diciamo che va tutto male. Ogni anno è così, con qualunque governo prima promettono, quando sono all'opposizione promettono, appena arrivano al governo aumentano, no? Per voi fumatori sono dolori perché aumentano anche le sigarette? Certo, per uno che fuma 2-3 pacchi di sigarette al giorno hanno un costo non indifferente. Rinviate, per fortuna aggiungiamo noi, al gennaio 2027 Sugar e Plastic Tax. E a Palermo ad aumentare anche l'addizionale IRPEF. I cittadini si troveranno a pagare dunque di più per coprire i debiti del comune, ma il sindaco Roberto Lagalla prova a spegnere l'allarme e sostiene che c'è tempo fino al 28 febbraio per evitarlo. Manlio Viola. Il 2026 porta con sé una brutta sorpresa per i palermitani, l'aumento delle addizionali IRPEF, di fatto più tasse per coprire i debiti dell'amministrazione. Un aumento che potrà raggiungere un costo di 200 euro per i redditi più alti e si attesterà intorno ai 140 euro per i redditi della fascia media. Lo prevede una direttiva del 31 dicembre firmata dal sindaco Roberto Lagalla e inviata alla dirigente del settore tributi, nella quale il primo cittadino chiede di procedere senza indugio a predisporre gli atti necessari per inviarli al Consiglio comunale. L'aumento potrebbe portare all'addizionale generalmente all'1,4%, anzi poco più. Si tratta delle conseguenze della mancata rimodulazione del cosiddetto patto per Palermo firmato con i ministeri dell'interno e dell'economia il 30 gennaio del 2023. Quel patto evitò il dissesto, permise l'arrivo di fondi statali, ma fissò anche le regole che ogni anno l'amministrazione comunale deve provvedere a reperire risorse per un quarto dell'esigenza annuale di ripiano del debito. Entro il 31 dicembre l'amministrazione doveva dunque coprire
ricoprire la propria quota con risorse comunali oppure aumentare le tasse. Ora il sindaco prova a spegnere gli allarmi. L'aumento non è un fatto deciso, dice, perché la delibera dovrà passare dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del consuntivo entro il 28 febbraio. Questi 2 mesi potrebbero essere decisivi secondo il primo cittadino. È attualmente in corso, dice, un'interlocuzione formale con i ministeri dell'economia e dell'interno per riallineare l'aliquota al piano di riequilibrio, quindi a livelli più bassi. Una trattativa concreta già avviata che contiamo di chiudere positivamente entro il 28 febbraio. E in mezzo a tanti aumenti l'anno nuovo porta anche i saldi invernali che partiranno in Sicilia da domani. Sentiamo Veronica Barbarino. Le vetrine sono già tappezzate di sconti fino al 50% e oltre. Domani 3 gennaio partono i saldi invernali su abbigliamento, calzature e accessori. Un appuntamento atteso dai consumatori alle prese con il carovita e dai commercianti che sperano di rilanciare le vendite dopo mesi difficili. Non c'è più una volta le attese davanti alle vetrine, però comunque in ogni caso ci aspettiamo un bel momento, un bel periodo. I saldi dureranno diverse settimane e anche quest'anno si giocheranno tra negozi fisici e e-commerce. Da domani partono ufficialmente i saldi, quindi un motivo in più per fare uno shopping intelligente, per favorire i negozi della propria città. Secondo le associazioni di categoria, la spesa media per famiglia si aggirerà intorno ai 200 euro. Stiamo iniziando a fare una ricognizione per vedere cosa ci converrebbe prendere. Spero di trovare però più sconti di quanti erano prima. La Confcommercio conferma che più della metà dei consumatori acquisterà nei negozi di prossimità, confermando come l'esperienza diretta sia fondamentale. I consumatori oggi sono più attenti e puntano sulla qualità, approfittando delle offerte per acquisti più importanti. Invitiamo però a verificare sempre la correttezza delle promozioni e la trasparenza dei prezzi, ricordando che deve essere indicato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. È sempre consigliabile inoltre conservare lo scontrino e ricordarsi che il cambio della merce resta a discrezione del negoziante, mentre il difetto va sempre segnalato. 2 fratelli gestivano gli appalti del comune di Oliveri con aggiudicazioni e favori anche a ditte vicine alla mafia barcellonese. Oggi è scattato il sequestro finalizzato alla confisca per beni dal valore di 1 milione di euro. Francesco Triolo. Gli appalti ad Oliveri nel Messinese erano gestiti da 2 fratelli, Salvatore e Roberto Ravidà, ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale 1, ingegnere l'altro. Oggi all'alba la procura di Messina ha fatto scattare un sequestro di beni per un valore di 1 milione di euro e riguarda 6 immobili intestati fittiziamente a parenti. Secondo l'accusa, l'ex dirigente dei comuni di Mazzarà Sant'Andrea e di Oliveri, abusando dei poteri per l'incarico ricoperto dal 2000 al 2012, avrebbe agevolato la mafia barcellonese con l'aggiudicazione di opere pubbliche nella provincia di Messina, in cambio di benefici di vario genere. Roberto Ravidà era stato coinvolto anche nell'operazione antimafia Gota, condannato a 5 anni. Secondo gli investigatori avrebbe anche condizionato illecitamente l'attività amministrativa, approvando o concorrendo all'approvazione di provvedimenti urbanistici ed edilizi illegittimi riferibili al fratello ingegnere in palese conflitto di interessi, attraverso operazioni di lottizzazione o in generale di costruzione di complessi immobiliari. L'ingegnere avrebbe inoltre indicato ai committenti anche le ditte che per la realizzazione delle opere avrebbero dovuto fornire i materiali. A Catania è durato meno di 24 ore, da Natale a Santo Stefano. Il piano ideato da un pluripregiudicato catanese di 35 anni, lo vedete, che aveva pensato di fare visita, è il modo di dire, ad alcuni bed and breakfast della città, sfruttando la momentanea assenza degli ospiti delle strutture ricettive in giro per le strade e le piazze della città durante i giorni di festa. L'uomo è stato colto in flagranza dagli agenti della polizia, immortalato dai sistemi di videosorveglianza ed è stato denunciato per il reato di evasione. Sua complice è una donna che è stata denunciata per tentato furto e per ricettazione in concorso. Andiamo a Paternò, perché il scioglimento del comune di Paternò e la relazione del ministro Piantedosi al Presidente della Repubblica parla di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata. Sono appunto queste le motivazioni dello scioglimento del comune per mafia. Vediamo.
Sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione. Sono le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nella relazione al Presidente della Repubblica sullo scioglimento del comune di Paternò. Sottolinea Piantedosi che la decisione di sciogliere il comune arriva dopo un lungo monitoraggio condotto sull'ente locale avviato a seguito delle indagini giudiziarie, tra cui l'operazione Atena condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. 52 pagine, quelle approntate dal Viminale, che prendono in esame i diversi settori dell'ente. I contenuti delle relazioni prefettizie della commissione di indagine, si legge, hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata. Il testo punta il dito anche contro una gestione comunale gravemente distorta, con controlli antimafia carenti, irregolarità negli appalti e negli affidamenti, e poi le morosità degli stessi amministratori comunali. Pure il sindaco Naso, oltre ad altri consiglieri, sarebbe risultato moroso al pagamento di IMU e Tari. Vi sarebbe stata poi assenza di vigilanza sulle manifestazioni religiose, con infiltrazioni mafiose tra gli organizzatori e pubblici omaggi durante le processioni per acquisire consenso sociale. L'ex sindaco Naso e gli ex assessori Comis e Cirino sono accusati di voto di scambio. Per Naso e per Comis si attende la prima udienza nel procedimento con giudizio immediato. Ha scelto invece il rito ordinario Pietro Cirino. E adesso vediamo la tradizione del presepe medievale che illumina Segesta. Un manto azzurro che avvolge il bambinello, lo sguardo vigile e tenero di San Giuseppe e tutto intorno un gioco di luci che fa riemergere la maestosità del tempio dorico. Il presepe medievale al Parco Archeologico di Segesta è molto più di una visita. È un'esperienza che emoziona, capace di unire tradizione e classicità in un messaggio universale di pace, bellezza e condivisione. Un'occasione unica anche per vivere il tempio fuori dai consueti orari di apertura. L'iniziativa è organizzata da Coop Culture per il Parco di Segesta, con scene e rappresentazioni dal vivo curate dal gruppo medievale Monte San Giuliano di Erice, accompagnate dalle zampogne di Gabriele Filì. Il percorso si conclude con una degustazione di prodotti tipici e il Natale qui parla anche ai più piccoli. Nasce infatti Meravigliamoci con i più piccoli, il campus natalizio per bambini dai 6 agli 8 anni. Giochi, laboratori creativi, storia e fantasia tra templi, colori e meraviglia. A ogni bambino un passaporto speciale, quello della meraviglia. Ci fermiamo per una pausa, adesso tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, giocatori in vacanza e direttore sportivo al lavoro, in particolare sul fronte cessioni. Siamo a Palermo, sono giorni intensi per il DS Carlo Ostima. Sentiamo tutti i dettagli da Marco Gullà. Tutti in vacanza, anche se per poco. In questo periodo i giocatori del Palermo stanno sfruttando il riposo per recuperare energie fisiche e mentali dopo mesi particolarmente intensi dal punto di vista agonistico. La palla passa al direttore sportivo Carlo Osti, che deve definire intanto alcune cessioni. 2 di queste sono già ufficiose. Matteo Brunori diventerà molto presto un nuovo calciatore della Sampdoria con la formula del prestito secco. I documenti tra le parti sono già stati scambiati. Anche per Francesco Bardi l'addio è ormai definito. Il portiere si trasferirà al Mantova, che tra l'altro affronterà il Palermo alla ripresa domenica 11. Anche in questo caso la documentazione è già stata formalizzata. Dovrebbe trattarsi di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza del Mantova. Per poter accogliere nuovi acquisti, over, infatti, necessario liberare alcuni slot. Sulla via della cessione c'è anche Diachité. Per lui potrebbero aprirsi piste estere. I Palermo inoltre dovrebbe cedere Corona in prestito in Serie B. Sono molti i club interessati all'attaccante, in particolare Pescara e Reggiana, ma non solo. Osti ha ricevuto interessamenti anche per Veroli dalla Sampdoria, per Vasic dal Padova e per Peda dalla Virtus Entella, ma il Palermo non intende rinunciare a questi profili, trattandosi di under e di giocatori comunque spesso impiegati da Pippo Inzaghi. Il Catania intanto ripartirà con Bruzzaniti in più, pronto per essere inserito nella lista dei convocati di Mimmo Toscano in vista della trasferta di domenica a Foggia. L'ex del Pineto dovrebbe iniziare in panchina. Francesco Triolo.
Partire col piede giusto è l'obiettivo del Catania, che questa mattina ha effettuato l'ultimo allenamento in città in vista della partenza per Foggia, prima partita e prima trasferta del 2026 per i rossazzurri, che in Puglia vogliono continuare da dove hanno lasciato. Una bella prestazione e la sostanza dei 3 punti dopo il successo casalingo contro l'Atalanta Under 23. In queste 2 settimane, mentre Toscano ha pensato al campo, la società ha lavorato sul mercato per mettere a disposizione del tecnico il primo rinforzo già dalla gara di domenica. La definizione dell'ingaggio di Giovanni Bruzzanini dal Pineto è la prima operazione del mercato di gennaio e dovrebbe essere già inserito nella lista dei convocati per Foggia, salendo sull'aereo che porterà i rossazzurri in Puglia. Partenza in mattinata, anche per questo motivo non ci sarà la consueta conferenza stampa prepartita di Toscano. A proposito di lista dei convocati, sicuramente non ci sarà Lunetta, squalificato dal giudice sportivo per una partita, mentre tornerà Di Gennaro, che proprio nell'ultima gara contro l'Atalanta ha scontato il suo turno di stop. Toscano dovrà quindi cambiare qualcosa. Bruzzaniti dovrebbe partire dalla panchina, Jimenez e D'Ausilio dovrebbero giocare dietro la punta forte, mentre in mezzo Quaidi farà coppia con Di Tacchio. Il calcio d'inizio è fissato per le 12:30 allo Zaccheria ed è prevista la diretta in chiaro del match su Telecolor. Per il calciomercato di Serie C, prime cessioni in casa Trapani. Lasciano il club Granata i difensori Negro, che va al Casarano, e Ciotti, che è stato ceduto alla Salernitana. Il centrocampista Giuseppe Carriero va invece alla Salernitana. Con questa notizia noi ci fermiamo ancora una pausa, torniamo tra poco. Ritorniamo in studio. Prima di chiudere, ancora una notizia: casa in fiamme nell'Agrigentino, è morto il proprietario, era ricoverato al centro grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania dopo che la sua casa baronale era andata a fuoco ieri sera nel centro abitato di Alessandria della Rocca ad Agrigento. Il sindaco ha deciso di annullare il concerto di Capodanno che era programmato per questa sera nel centro civico del comune. L'uomo, pensate, viveva da solo. 2 anni fa aveva deciso di acquistare l'appartamento trasferendosi dalla Germania in Sicilia dopo essere andato in pensione. Questa era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. Da parte mia, dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.